Bene, eccoci qua anche oggi, è ancora tempo di regali e quindi oggi abbiamo una proposta, quella annuale, il Pacco del Sorriso. Pacco del Sorriso. Generalmente si dice che anche la cultura a Natale deve essere donata, Sì. ma qua non parliamo di cultura. Ma qua parliamo di allegria più che cultura. Ma Allora, un po' che di cultura poi. Cultura popolare. Cultura popolare, esatto, la cultura famosa cultura popolare veneta. Con noi c'è il volto noto di Walter Basso, scrittore e umorista, ma non solo, perché in altre occasioni abbiamo presentato i libri da lui scritti sulla tragedia, insomma, dei morti nelle miniere del Belgio. Esatto, sì. Quest'anno invece insomma, rimaniamo sul tradizionale, sull'allegro. Soprattutto sotto Natale, sotto le feste, un sorriso non guasta mai, insomma, ecco, diciamo. Allora, questo è il calendario che già guarda al futuro. Le Sì. grandi monade del 2019. Sì, si presume. Andrà così. Sì, si presume che, visto cosa succede anno per anno, che anche il 2019 ci riserverà delle sorprese sulle stupidaggini che possono succedere nel mondo. I personaggi in copertina I personaggi in copertina sono inventati. tre cretini, in Veneto Mone, appunto, uno suona la tromba per rovesci, uno c'ha la faccia da fesso. Allora non uno- posso permettere di dire che è un autoritratto prima. uno è In un altre altro- occasioni Ma sì, ma diciamo, infatti per fare queste cose qua un po' mona bisogna essere, insomma, diciamolo pure. nel senso migliore del termine. Il senso migliore del termine. Cioè, c'è anche un proverbio che dice ogni tanto bisogna fare il mona per non pagare il dassio, una volta le tasse più pesanti hanno il dassio, quindi fare il cretino finire di essere fessi per guadagnarci qualcosa. All'interno c'è qualche rubrica nuova? Ma rubriche nuove no, un po' si ironizza sempre sulle solite cose, diciamo c'è la barzelletta, ci sono per esempio fatti strani che succedono in giro per il mondo, perché per esempio c'è un fatto C'è strano il che succede. pistolotto, non so se dicevo, pistolotto natalizio. Cose? Il pistolotto natalizio. Pistolotto natalizio è la predica del padro, del Già pensiamo parroco. a quella del 2016. guarda. Esatto, che chiede l'offerta per la Chiesa, ecco, diciamo, tanto per stare in tema. No, ma insomma, ci sono anche i consigli per comprendere le donne, che non è per comprendere le donne ricordarsi sempre che le donne vivono in un periodo difficile che va dai 18 ai 85 anni, quindi bisogna portare molta pazienza. La donna pensa, la fa paura, ma quando la fa quello che le pensa fa terrore puro. Ecco, questo qua è il primo suggerimento per comprendere la donna. Ma questa filosofia da dove deriva? Beh, deriva un po', diciamo che non è solo mia, ecco, si legge un po' di qua, un po' di là e poi si rielabora, magari in Veneto, ma è filosofia reale, insomma. Tu lo sai, tanto signore che ha pubblicato un libro in vendita grosso così per comprendere le donne? No. L'ha pubblicato, però tu compri il libro, dentro è tutto bianco. Infatti ha detto... C'è scritto qua questo. No, non c'è scritto qua, ma comunque è realtà, è la realtà. Allora, questo è il calendario. Questo è il calendario. Da tradizione c'è anche l'almanacco del loco di cui mi pregio di avere tutti i numeri dal primo. Bravo, questa è una bella cosa. Questo è il sedicesimo anno. Tanta satira e barzellette. Sì, c'è un po' di satira, cioè adesso cosa vuoi, sono cambiati un po' i tempi, quindi non è che si può fare solo esclusivamente, se tu pensi che il primo almanacco di questo tipo è uscito con Dino Durante nel 65, pensa quanti anni sono passati, sono passati 35 più 19, qua sono 60, quasi 60 anni. È cambiata la società, non è che si possa fare sempre un almanacco che abbia solo la tradizione veneta, le battute sul Veneto, queste cose. Bisogna metterci anche un po' di satira, quindi adesso bisogna Le anche... notizie ebeti dal mondo, ad esempio. Notizie ebete dal mondo, che ne c'è tantissime, pensa che, mi sembra che in Giappone una signora ha frenato al semaforo vedendolo rosso, ma è vero che ha frenato al semaforo, e qualcuno che veniva dietro lei ha fermato di colpo, l'ha tamponata. In realtà poi hanno capito che non aveva visto il semaforo, ma aveva visto il sedere di una scimmia dal culo rosso. Veramente l'ho preso da un giornale e l'ha presa per il rosso del semaforo. Quindi poi c'è una città con un nome stranissimo, non mi ricordo neanche in che paese, dove gli uomini quando vanno fuori e c'è vento, sessualmente si rinvigoriscono. Cioè, hanno Trieste. No, non è in Italia. Peccato per loro. E infatti in questo paese cosa c'è? C'è una fabbrica di Viagra e dicono che escono i fumi del Viagra e quando c'è vento tutti gli uomini, soprattutto di quella età, girano per il paese molto allegri perché si rinvigoriscono gratuitamente, capisci?
Oltre a queste notizie ebeti, cosa troviamo dentro Loco? Si trovano intanto racconti di tutti i tipi, ci sono racconti di tutti i tipi, raccontini che raccontano un po' l'andamento della famiglia. Per esempio c'è la storia del mio gatto, che c'è un gatto molto particolare, si chiama Beppi, Zac, che è un gatto molto particolare, tra l'altro un cacciatore, caccia grosso, ha portato a casa dei topi, ha portato a casa lucertole, ha portato a casa un rospo, ha portato a casa, poi te li porta a casa, anche mezzo vasetto di ragù star. Come abbia fatto il gatto a portarlo a casa, si era messo davanti alla porta. Quindi ho raccontato la storiella, anche la storia del gatto, poi ci sono le barzellette, poi ci sono i proverbi veneti, poi ci sono episodi di vita vissuta, c'è un po' di tutto, diciamo, si chiama Loco per questo. Loco è un animale ingordo, è come il maiale mangia di tutto, Loco lo stesso, c'è un po' di tutto. E neanche dell'oca si butta via niente. Neanche dell'oca si butta via, non lo so, forse il becco, non lo so. Sì, quello probabilmente, a meno che non sia come... Comunque questa è una tradizione, diciamo, per cui ho anche molti amici sponsor che approfitto proprio per ringraziare, che collaborano, che permettono anche che venga venduto a un prezzo ragionevole, e sono molto soddisfatto sia di questo che di questo. Questi qua sono sempre due cose storiche che escono dal calendario, sono quasi 25 anni che esce. E tu sai che siamo alla 16ª edizione. Loco siamo alla 16ª edizione, però non ce la farò mai a battere Dino, che era arrivato Dino Durante a 40 edizioni del suo storico. Perché no? No, perché dovrei vivere 110 anni. E allora? Non lo so. Teniamo duro. Teniamo duro. Allora, poi c'è il proverbiario, ma adesso ne parliamo. Ma a proposito di sponsor, siccome ricordo che negli anni più recenti, insomma, in questa occasione abbiamo anche sottolineato la difficoltà, insomma, dovuta anche alla crisi economica. Certo. Quest'anno più che un cos'è un pacchetto? Questo è un pacchettino, ma poi... Solo 3 libri. Io qua ho portato i miei libri, cioè quelli che formano proprio il pacco Sorriso vero e proprio, però avendo una piccola casa editrice io ho anche degli altri libri che anche adesso i telespettatori possono vedere, che sono di miei autori, che non sono magari prettamente umoristici, a parte uno che è quello del Maestron, che anche tu conosci. Il resto sono libri anche un po' particolari, basta vedere nel mio profilo anche oppure in giro su internet e trovano altri libri. Diciamo questa è la base Walter Basso. Come Scanta Bauchi, questa è la base di Walter Basso, ecco, diciamo. Ecco, questo allora è il pacchetto del sorriso. Questa è l'opera più bella. Però questo è il proverbiario. Onto o hard? Sì, no, anche Veneto italiano. Esatto, perché se lo compra qualche inglese almeno trovo una parola in inglese, perché altri non ce ne sono. No, diciamo, l'anno scorso ho avuto la brillante idea di pubblicare questa cosa qua, che era l'insultario classico veneto, classico moderno. È stato un successo perché ha avuto 2 edizioni ed è il nuovo esaurito. Lo credo. È nuovo esaurito. E allora io a un certo momento ho pensato... Ma troppo bello mandare a quel paese qualcuno... ma qua ci sono tutte le varie formule in ordine alfabetico come un dizionario. Però poi ho pensato, visto che ha avuto successo questo, perché vuol dire che la gente, a parte il sorriso, ci tiene anche a un recupero forse della lingua più ruspante. Parliamo per esempio del latino che adesso sta tornando un po' di moda, ci sono anche dei libri che spiegano bene il latino, che non sono quelli scolastici. Il latino c'era il latino colto, in cui scrivevano gli artisti, scrivevano gli scienziati, le persone importanti, e c'era il latino, diciamo, come si chiama, popolare, che era quello che parlava la gente, che si differenziava un po'. E anche nella lingua veneta c'è questo fatto, c'è la lingua veneta pura, quella amata dai puristi, e c'è la lingua veneta, quella più ruspante, quella che parla il popolo o il popolasso, di cui mi onoro di far parte, tra l'altro. Vale un po' per tutte le lingue, tant'è che anche l'italiano noi parliamo il volgare. Esatto, allora io ho detto, perché non fare anche a questo punto una cosa che non ha mai fatto nessuno? Recuperare i proverbi, quelli più spiritosi e quelli cosiddetti anche sconci, ma che comunque contengono anche loro una certa verità. Una perla di saggezza. E commentarli e finalmente spiegarli bene come vanno spiegati. Perché c'è un proverbio veneto in un libro famosissimo che avrà avuto 100 ristampe che dice, vediamo se sai capire il senso: chi sposa una vedova magna fava. Bevo siropo per la tosse. Se la lunghezza della bevuta è proporzionale al fatto che io riesca a capirne il senso, non lo so. Chi sposa una vedova magna fava, che vuol dire, semplicemente vuol dire, l'hanno tradotto così: chi sposa una vedova mangia faceva.
E non si capisce, e invece il senso spiegato bene vuol dire chi sposa una vedova poi subisce dalla vedova continuamente la frase mio marito faceva, lui faceva, subisce il paragone con quello che è morto e soffre. Non è che bisogna tradurli spiegando sia il senso quello normale che anche quello figurato. E qua io ho fatto questo lavoro qua, anche su quelli più sconci che non possiamo dire. Ecco, ma leggo qua nel sottotitolo, allora, oltre 300 proverbi Sì. classici e moderni, scelti tra i più onti e bisonti e originali, trattanti il sesso, e qua ci sta, quello è vabbè, è classico. chiaro, e altri argomenti tabù per gli autori per bene. Quali sono gli altri argomenti tabù? Gli altri tabù, per esempio, possono essere anche l'amore, può essere anche i bisogni corporali. Ah, ok. Chi, per esempio, quello non sconcio, ma però chi pissa contro vento se bagna la camicia. Chi piscia contro vento si bagna la camicia, vuol dire Ma chi si capisce. compie un'azione da stolto, poi Sì, l'azione certo. da stolto gli si rivolta contro. Cioè ci sono molti proverbi, diciamo che la maggior parte degli autori... Culture escatologiche. Bravo, hai dato un suggerimento per pubblicizzarlo. No, diciamo che la maggior parte degli autori seri per bene al massimo ne pubblicano uno o due in mezzo agli altri, ma tutti assieme, oltre 300, non ha mai fatto nessuno. E io ho il vanto di poter dire, vabbè, magari qualcuno storcerà la bocca, però io ho fatto questa operazione, vediamo, diciamo, questo che ti stavo consegnando, e giuro, è la terzultima copia della prima edizione, è neanche un mese che è uscito. Quindi. È straordinario Walter Basso, generalmente si consegna la prima copia, la terzultima. Infatti non volevo neanche portartela perché ho detto mi serve perché ho altre richieste. No, a parte gli scherzi. È un modo simpatico, anche diciamo, simpatico di non dimenticare proprio quello che sono le radici proprio popolari della campagna, magari in città, certi. Per esempio sull'amore, te ne dico uno sull'amore che non è volgare, che però è spiritoso. L'amore è come un buso sui calzetti. Più che te che pensi, più grande diventa. L'amore è come un buco nei calzini, più ci pensi, più lo guardi, più grande diventa perché se continui a usare i calzini, e quindi è spiritosa questa cosa. Oppure ce n'è uno che non è volgare, però anche, diciamo, si può dire comunque, che dire, bisogna non fare mai la scorreggia più grande del culo. Che vuol dire non bisogna mai fare la scorreggia più grande del sedere. Che cosa vuol dire? Non bisogna mai compiere un'azione che si sa già che è superiore alle proprie forze. Pisciare fuori dal vaso. Pissare fuori dal no? boccale, non bisogna... Ecco, non c'è, mi sono dimenticato di metterlo quello. Entrerà nella seconda edizione. Allora, per concludere, questo mi pare veramente un libro stimolante, il libro più coraggioso viene definito, il libro più coraggioso del... È anche diuretico, poi tu lo ridi, ti pisci addosso, uno di loro. Grazie, lui, e devo dire, se non ricordo male, avevi anche creato i libri da bagno, giusto? No, i libri d'accesso, mi sono dimenticato bisogna che riprendere la collana perché effettivamente... Allora, per chi vuole sorridere per un anno, questa è una proposta, il pacco, quest'anno il pacchetto. Pacchettino. Nel sorriso abbiamo il calendario, poi l'annuario del loco, Esatto. e il proverbiario. Il proverbiario è pacchettino, però che costa anche poco, ecco, quindi c'è vantaggio. Proverbiario, onto o arte. Grazie a Walter Basso, scrittore e umorista, e devo dire, insomma, ormai da anni nostro compagno per il periodo natalizio. Grazie a te. Alla prossima, ci si vede.